Rieccoci con l'ultima parte della puntata di questa settimana del Sindaco Risponde. Ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Stavamo affrontando prima della pausa il tema viabilità che concludiamo, se lei è d'accordo vice sindaco, facendo un po' un primo bilancio di quella che è stata la riapertura del Borgomagno, del cavalcavia Borgomagno, che di fatto è il principale collegamento tra l'Arcella, di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, e il centro, insomma sostanzialmente il centro della città, che dopo diversi mesi ha visto la riapertura con uno stratagemma che avete usato e che magari tra poco ci racconterà, del traffico anche ai mezzi privati in direzione Arcella. L'avete riaperto il 31 di agosto, quindi insomma è passato poco più di un mese. Che primo bilancio si può fare? Ma è un bilancio positivo, sapendo che abbiamo a che fare con un ponte che ha i suoi acciacchi e sul quale noi stiamo intervenendo. Purtroppo questa non è una situazione agevole, va detto con grande franchezza, perché è un ponte che ha i suoi acciacchi ed è un ponte che è destinato ad essere demolito, e quindi demolito perché va sostituito con un ponte che sia compatibile con il passaggio dell'alta velocità, quindi che deve avere una geometria diversa, deve essere più alto e così via. Quindi dobbiamo tenerci questo ponte fino a che RFI, perché non sarà il Comune di Padova a realizzarlo, ma le ferrovie, RFI non è nelle condizioni di fare l'investimento. Noi stiamo lavorando con RFI per il nuovo disegno sia del ponte Borgomagno, ma gli investimenti riguarderanno anche la nuova stazione, che avrà un'uscita migliore anche verso l'Arcella, ma fino allora dobbiamo, come dire, stringere i denti, purtroppo. Quest'estate abbiamo visto cosa significa fare i conti con un'infrastruttura difficile da gestire, e quindi in una fase in cui stavamo facendo dei pesanti lavori di manutenzione per tenere in vita il ponte, abbiamo dovuto fare i conti con spazi un pochettino più stretti, e quindi è venuta a mancare la corsia che dal centro andava all'Arcella. Grande subbuglio anche politico e mediatico. Ovviamente a noi interessa che l'Arcella non sia bloccata. All'epoca sembrava, ecco, ce l'avete con l'Arcella, poi altre volte invece siamo quelli che fanno solo all'Arcella, altre volte invece quelli che vogliamo male solo all'Arcella. In realtà, insomma, semplicemente una fase di lavoro rendeva molto difficile far coesistere i lavori, l'insicurezza e anche tutto quel traffico che sono i due sensi di marcia, la ciclabile e il tram. E finita questa fase di ristrutturazione, oggi il Borgomagno è sicuro, e abbiamo anche ricavato lo spazio per la corsia riaperta verso l'Arcella. Ecco, quindi nessuna congettura contro nessun quartiere, ma semplicemente una convivenza che ancora resta difficile con un'infrastruttura che sarà comunque temporanea e che in futuro non ci sarà più. Siete riusciti a far convivere, diciamo, anche il passaggio dei mezzi pubblici, diciamo, con i mezzi privati? Ne è un po' risentito la pista ciclabile, che l'avete spostata un po' più a destra, però insomma intervento necessario. Questo insomma dovrebbe in teoria per il momento sta reggendo, quindi per il momento il tempo vi sta dando ragione, dovrebbe anche insomma evitare ingorghi, incolonnamenti e quant'altro, perché c'è una doppia corsia, poi il restringimento avviene più avanti, qualche centinaio di metri più avanti, insomma riuscite a far convogliare un po' tutti i mezzi. Sì, esatto, non vogliamo penalizzare il mezzo pubblico, ma insomma dovevamo riaprire un accesso e quindi insomma oggi il Borgomagno così vive il suo equilibrio. Vice Sindaco, come avevamo anticipato, cambiamo adesso argomento, parliamo di sicurezza idraulica, perché anche questo è un tema delicato per la città, soprattutto per certi punti della città, soprattutto in un periodo segnato dal cambiamento climatico. Negli ultimi anni, parlando di interventi idraulici, abbiamo parlato del bacino di laminazione di Brusegana, che l'avete, diciamo, aperto ufficialmente l'anno scorso, diciamo, insomma, quindi questo ha dato la possibilità anche di risolvere alcuni problemi di allagamenti a Brusegana. Stessa cosa succederà per la zona a nord, per l'ippodromo, la zona dietro l'ippodromo, per intenderci, che anche questa a sua volta è sempre segnata, e spesso segnata nei periodi di forti piogge da allagamenti, giusto? Sì, diciamo che continua, abbiamo alcuni assi sui quali non ci fermiamo mai, la sicurezza dei ponti e delle infrastrutture e la sicurezza idraulica.
che sono temi su cui alle volte è anche difficile lavorare, perché io mi rendo conto, non portano un consenso immediato, quindi spesso la politica lascia da parte. Anzi, di solito creano fastidio, perché quando fai la manutenzione su un ponte o sulla rete fognaria chiudi le strade, però in realtà stai lavorando per la sicurezza del tuo territorio, e evitare disastri o malfunzionamenti, insomma, è importante. E questo nuovo bacino di laminazione, sfruttiamo anche qui un finanziamento della Regione, quindi utilizziamo fondi che non sono delle tasche dei padovani, in senso stretto, sono della fiscalità regionale, per realizzare un doppio bacino di laminazione nell'area Fossetta, la chiamiamo così. Siamo tra via Ippodromo e via Venezian, nella parte nord-est della città, tra Mortise, Torre e Ponte di Brenta. Lì abbiamo un programma con il nostro gestore idrico e con il consorzio di bonifica, una strategia che da lungo tempo seguiamo sulla sicurezza idraulica, e un piano fatto di opere che in parte abbiamo già realizzato, perché in via Ippodromo abbiamo fatto la nuova condotta, via Ippodromo Venezian, quindi lì siamo più resilienti, più forti, e abbiamo già realizzato un primo bacino di laminazione. Ora, siccome quella è un'area depressa nel senso di fisicamente, più bassa rispetto al livello della campagna, e dobbiamo metterla in sicurezza con dei bacini di laminazione. Che cosa sono? Sono delle buche, delle vasche, diciamo, in terreno naturale, che con delle canalizzazioni vanno a raccogliere l'acqua in eccesso quando ci sono i forti temporali. Quindi qui ci difendiamo non dai fiumi in piena, ma ci difendiamo dalle acque che piovono dal cielo con le cosiddette bombe d'acqua. E quindi le acque in eccesso, che di solito si riversano sulle strade provocando allagamenti e innalzamenti che vanno nei nostri garage o nei nostri negozi, se abbiamo queste buche, queste vasche, invece vengono convogliate lì, e quindi danno il tempo al territorio di poter in qualche modo mettere da parte l'acqua e rimanere in sicurezza, perché poi in queste occasioni l'acqua la prendi un quarto d'ora, 20 minuti, ma quei 20 minuti combina un disastro. Saranno simili, vice sindaco, a quello di Brusegana che stiamo vedendo adesso nelle immagini, come conformazione, come idea, come principio? La stessa identica infrastruttura adattata allo spazio lì, quindi come vedete delle enormi vasche, quando sono in funzione sembrano dei laghetti. Tra l'altro quello è eccezionale anche dal punto di vista divulgativo, perché essendo in un punto molto frequentato, la tangenziale, molte persone possono vedere che in alcuni casi è in secca, in altri casi invece è allagato. Ci sta dando grandi soddisfazioni quel bacino di laminazione, perché è entrato in gioco più volte e, come dire, ha contribuito a tenere bassi i livelli in quartiere. Non c'è mai la sicurezza zero, perché poi quando siamo di fronte a eventi molto, molto forti è un po' come l'ascensore. Noi quando saliamo sull'ascensore c'è la targhetta con scritto porta fino a 8 persone, porta fino a tot chili. Ecco, noi possiamo passare da 8 a 15, se ne salgono 20 però certo, diventa un problema. Ecco, quindi noi stiamo aumentando le nostre difese, ma la sicurezza, come dire, al 100% non esiste mai, soprattutto in una situazione in cui il clima è in una fase anche, come dire, di cambiamento, e quindi dobbiamo, insomma, saper guardare oltre. Questo sicuramente è un tema cioè un lavoro che aiuta. Senta, vice sindaco, i bacini di laminazione possono avere una duplice funzione, perché nei periodi soprattutto di siccità possono essere utili. Ovviamente stiamo parlando di tecnologie differenti, ma con lo stesso principio, in qualche modo, possono essere utili per rilasciare magari dell'acqua accumulata in un periodo in cui c'è necessità. A Padova sono previste opere di questo tipo in futuro? Allora, i bacini di laminazione poi rilasciano in ambiente, quindi la rilasciano nel sistema di canali, quindi la rimettono nel fiume. Il problema è che spesso i periodi non coincidono, cioè c'è la stagione delle piogge in cui acqua ne abbiamo in abbondanza, e quindi
quindi la tratteniamo e poi la rimettiamo nell'ambiente, e poi invece i periodi di secca arrivano, come dire, molto lontani. Noi non è che tratteniamo l'acqua tutti questi mesi per poi rilasciarla, insomma ad oggi non dobbiamo riflettere su altri aspetti, come dire, che portano a questo tipo di però sicuramente il tema del riuso è un tema che ci coinvolge e che va approfondito. Era proprio qui che la volevo portare, vice sindaco, perché noi negli ultimi 2 estati ci siamo trovati più volte anche personalmente, magari mentre noi realizzavamo i nostri servizi, poi documentavamo nei nostri telegiornali, ci siamo trovati più volte ad affrontare il tema della siccità. Che Padova, magari per la sua conformazione da un certo punto di vista, è fortunata, perché prende acqua da altre fonti sostanzialmente, quindi insomma i canali in secca da un certo punto di vista non mandano in crisi il fabbisogno idrico della città, magari lei adesso lo spiegherà in maniera più corretta, però comunque è un problema destinato a riproporsi in futuro. Ma noi abbiamo avuto una forte preoccupazione per quest'estate, perché la premessa estiva, la primavera, si è presentata come una primavera molto calda e con pochissime piogge, quindi noi a questa primavera qui avevamo dei dati sui livelli dei fiumi, sulle portate dei nostri fiumi, dei nostri canali, molto al di sotto dell'estate precedente, della primavera precedente, che è quella che ha anticipato l'estate di siccità. Quindi se quell'anno avevamo più acqua e ci siamo trovati in siccità, abbiamo detto questa primavera eravamo in grande difficoltà. Infatti mi avete sentito fare gli appelli più disparati alla Regione Veneto, che è sempre stata in ascolto, devo dire, per organizzare una distribuzione dell'acqua che tenesse conto di questa cosa, che Padova è stata l'unico centro abitato ad andare sotto acqua, perché, non perché siamo più scarsi, ma perché molto banalmente abbiamo i fiumi che passano, il fiume e i canali che passano in centro cittadino, a differenza di altre grandi città. Poi però abbiamo avuto un'estate molto piovosa e quindi questo ha, diciamo, recuperato il gap iniziale, e avete visto che abbiamo anche riacceso le fontane, per esempio, ma soprattutto non abbiamo avuto il problema della moria di pesci e dei fiumi in secca che ci ha coinvolto invece nell'estate scorsa. Sempre più dobbiamo fare i conti con questo tema, e anche il tema del risparmio idrico è un tema di cui sempre più dobbiamo tenere conto. E che sicuramente torneremo ad affrontare poi nel corso di queste nostre puntate, soprattutto quando ci avvicineremo alla prossima stagione primaverile e poi estiva. Vice Sindaco, siamo in chiusura di questo appuntamento, grazie per essere venuto a trovarci nei nostri studi, li aspettiamo sempre molto volentieri, insomma, quando per questioni istituzionali dovrà sostituire il Sindaco Giordani. Grazie ovviamente ai nostri telespettatori per averci seguito in questa puntata, nel corso della quale abbiamo affrontato, come avrete visto, diversi temi, perché siamo partiti dal futuro di un quartiere importante per la città di Padova, vale a dire quello dell'Arcella, ma poi abbiamo parlato anche di smog e correlato a questo del tema della mobilità, soprattutto la mobilità pubblica, e poi abbiamo parlato anche di sicurezza idraulica. E allora noi ovviamente vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento appunto con il Sindaco Risponde, tutti i martedì alle 19, sempre qui su TV7 Triveneta al canale 19, e invece diamo la linea a TV7 TG che torna come tutte le sere alle 20, sempre qui su TV7 Triveneta. Una buona serata.